Pensiero del giorno, lunedì 10 febbraio. Con creatività per portare una nuova cultura. Comportatevi da cittadini degni del Vangelo. Filippesi capitolo 1 versetto 27. Paolo invita i credenti a vivere con lealtà e coerenza evangelica il loro impegno civile. Poco più avanti, nella stessa lettera, Paolo ricorda che la cittadinanza dei cristiani è nei cieli. Questo tuttavia non li esime dall'assumere le loro responsabilità anche nel campo sociale e politico. Anzi, proprio perché cittadini del Regno di Cristo, i cristiani sono fortemente motivati per mettersi a servizio di tutti e per contribuire alla costruzione della città terrena nella giustizia e nell'amore. Con questa parola Paolo chiede dunque ai Filippesi di comportarsi da veri cristiani. Si pensa a volte che il Vangelo non risolva i problemi umani e che porti il regno di Dio inteso in senso unicamente religioso. Ma non è così. È Gesù nel cristiano, nell'uomo, in quel dato uomo, quando la sua grazia è in lui, che costruisce un ponte, apre una strada. E come altro Cristo, ogni uomo e ogni donna può portare un contributo suo tipico in tutti i campi dell'attività umana, nella scienza, nell'arte, nella politica. Ma come essere noi altro Cristo così da operare e incidere efficacemente nella società? Vivendo il suo stile di vita espresso nelle parole dei Vangeli. Se accogliamo infatti la sua parola, noi ci sintonizziamo sempre più sui suoi pensieri, sui suoi sentimenti, sui suoi insegnamenti. Essa illumina ogni nostra attività, raddrizza e corregge ogni espressione della nostra vita. Noi parliamo spesso d'amore e potrebbe sembrare superfluo sottolinearlo anche questa volta, ma non è così. Il nostro uomo vecchio è infatti sempre pronto a ritirarsi nel privato, a coltivare i piccoli interessi personali, a dimenticare delle persone che ci passano accanto, a rimanere indifferente davanti al bene pubblico, alle esigenze dell'umanità che ci circonda. Riaccendiamo dunque nel nostro cuore la fiamma dell'amore e avremo occhi nuovi per guardarci attorno ed accorgerci degli interventi necessari per migliorare la nostra società. L'amore ci suggerirà anche le vie per agire con creatività e ci infonderà il coraggio e la forza per percorrerle. Chiara Lubich, estratti dal commento alla parola di vita, settembre 2005. Parola di vita, febbraio 2025. Vagliate ogni cosa, tenete ciò che è buono. Dalla prima lettera dei Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 21.